Eccoci qui, Bentrovati, grazie, dobbiamo dire grazie ai grazie. nostri telespettatori. Come no. Sono veramente Tanti, più di una decina di migliaia al tantissimi. giorno. Fai un cuore così, il fai un cuore, cuore. grazie. Ci hanno premiato come la trasmissione più vista in Sicilia, però noi Pazzesco. siamo meravigliosamente felici. Mi ha chiamato Ingeborg, il presidente della scuola culinaria norvegese, è un nome. Ma che dici? Sì, ti giuro, Ingeborg Pappalardo. Dai, ma che c'è? Ma non esiste Ingeborg Pappalardo della Pappalardo è un Norvegia, nome- ma che c'è? Ma Pappalardo cognome norvegese. Ma che dici? Non può Sì, essere mai un cognome allora, norvegese. vuoi sapere Pappalardo? l'etimologia di questo Dimmi cognome? l'etimologia, dai, Allora, avanti, praticamente siccome l'etimologia. c'è freddo in Norvegia Eh. e devono mangiare molto grasso animale per mantenersi, capito? sì, e quindi? Mangiando sempre lardo, il primo nonno norvegese si chiama Pappalardo. Ciao a tutti, saluto te. Vedi, perché poi lo lui come meriti. spezza. Poi saluto te. Perché lo meriti? Anche Perché te lo che senza il meriti? mio saluto rimarresti molto male. E che dire? Tu, telecamera della cervicale, siamo con te. Scusa. Vai, prego, no, fai, tranquillo, Non c'è mica una trasmissione da fare. No. No. Che bello. E poi ultimo, ma non ultimo, lo zio Gianni. Lui, guarda. Lo sai che mi ha detto? Che ti ha Desiree è detto? diversa. In m'ha che detto. senso diversa? Mi ha detto che dice dopo l'ultima operazione che ti sei fatta di gonfiarti Ma che le operazione? mandibole, di Ma non è farti le vero, labbra, ma che mandibole? e Ma di guarda, non mi sono toglierti il rifatta mento, niente. di toglierti Di gonfiarti le mandibole. di gonfiare le mandibole. Quelle se le gonfia perché mangia, un signore sappio solo compra. Comunque, Di allora, la gonfiarti puntata le di mandibole. oggi, Sì. la puntata di oggi, C'hai gli ingredienti, fammeli dire a me gli ingredienti. Basta, aspetta un attimo. Allora, pronto? Spezzatino, carciofino, patatino, soffrittino, scamorzino, mozzarellino, totino. Che ne pensi? Ti è piaciuta? spezzatine, carciofè, patatè, formaggè, soffrittè, mozzarella, pisellè, desiree, minchia te. Ma in tutto questo la puntata lo vogliamo Non lo dire so, come ragazzi, si chiama? come si chiama? Non lo so, basta, è un'ora, la dai. puntata è delle cose che di solito non si fanno al forno, ma noi le facciamo Le al facciamo forno. in forno, Uno rivoluzioniamo spezzatino la cucina. di carne di maiale al forno con i Certo. piselli, uno spezzatino di patate e carciofi al forno con i piselli. C'è una certa ricerca, ragazzi, no, nelle ricette che no. proponiamo, non E siamo mica allora, a caso? cominciamo. Prendiamo il padellamento, cominciamo con i tagli. Prendiamo Dai, la cominciamo carne. con i tagli. Allora, a questo punto io ti darei un compito. Dai, un sono cucchiaio pronta. di questo, un cucchiaio di questo qui, l'olio, e Troppo, dai, mi sto confondendo. Un cucchiaio, una cosa alla volta. Posso fare un cucchiaio qui e l'olio, basta. non potresti replicare? La stessa cosa lì? Vabbè, precisa. Sì, grazie. Va bene, Chiedo spostati. scusa. Allora, Chiedo scusa se come l'ho si inizia questa ricetta? Esatto. Ve lo faccio vedere. Sedano, carote e cipolla. Chiedo scusa se ho abusato. Carote e cipolla, così con un cucchiaio mettete dentro. Uno solo? Un cucchiaio solo? Sì. E mettete abbondante olio. È giusto. Ok. Un colpo di sfreganais ed è pronta. Stessa cosa nell'altra padella, replicate uguale, ragazzi. Step by step, ve l'ho detto. Step by step. Se voi seguite vi viene bene. Quindi, cosa fare? Sedano, carote e cipolla. La base per tutto. Mettete così, un colpo pure qui, di sfregare, ok, pronto. Nel frattempo il mio sous chef ha tagliato dei tocchi di carne. Che vuoi spiegare per favore che tipo di carne è, cosa questo stai facendo? Lo posso dire, chef? Certo, dai. È capocollo di maiale. Capocollo. Una carne Chef, l'ho tagliato bene? pregiatissima. L'ho tagliato bene? Potevi fare di meno, però, vabbè. Puoi spiegare per favore ai nostri telespettatori che tipo di carne è? Capocollo. Capocollo, qui il capo sono io qui. Capocollo, come si chiama? Secondo me stiamo esagerando.
Allora, e la mettiamo Che in andiamo a padella perché per favorire, ragazzi, la reazione di Maillard. Bravo. Perché la carne deve arrivare a 140 gradi, ma non superare 200 gradi perché a quel punto succede la carbonizzazione. Che c'è? Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Dai, questo lo sappiamo, dai. Allora, Mamma mia. com'è la reazione di Maillard? A che Mamma punto è, mia. ragazzi? Ci siamo. Mamma mia! Cosa hanno sentito le mie orecchie? Poi vi spiegherò meglio perché c'è tutta la storia degli mia. alimenti, l'acqua contenuta all'interno degli alimenti, che se poi non è sufficientemente caldo, avviene che il prodotto Non viene... sei tu, non sei tu. Scotti! Scotti! Gerry Scotti, cosa? Ah, hai la reazione di Maillard. Allora, E abbiamo messo la carne bene, la carne è messa. qua. Poi, dopodiché andiamo col sale. Dai, vai, metti. Sì. Ci siamo? Ci siamo? Abbiamo messo il sale. Ecco, Guarda che bella, guarda. guarda che bello. Guarda che bella, Guarda guarda. qua. Guarda. Esatto. A questo punto un goccio di vino e va bene così. Dobbiamo aggiungere i piselli. I piselli. Mi dai un cucchiaio grande, un cucchiaio grande, un cucchiaio grande me lo dai? Cucchiaio grande, Ma cucchiaio grande me lo dai? certamente, caro, a te. Aggiungiamo queste piselle, così. Ecco, La reazione Della bruciarda. della carbonizzazione. esatto. Quindi procediamo, ragazzi. Procediamo. Abbiamo aggiunto i piselli, l'acquetta dei piselli e lasciamo andare avanti. va Bene. Nel frattempo ci mettiamo un bel Concentrato di cucchiaio di pomodoro. concentrato che è quello che ci dà quella bella spinta, sai? Nel frattempo questo lo dobbiamo spegnere, Sì. va bene, e ci dà questa spinta, così. Questo lo possiamo togliere. Lo possiamo spostare. Mi dai una fantastica salsa passata di pomodoro? Eccola. E giù così di salsa. E la mettiamo. Bene. Recuperiamo questa salsa Certo. con un pochino di acqua. Così, guarda. Si chiude, guarda, si chiude. E fai una bella shakerata. Basta, va bene, dai, metti la salsa. Amato di non dà. Ah, ecco. Così. E lasciamo coquinare. E a quel punto quanto? Così. Ma qui me la prende un'oretta, ragazzi. Un'oretta almeno. Me la prende e deve essere coperta, fuoco moderato, in modo che può astintuntolare tutti i sapori. Dai, tutti i va bene? sapori. Adesso facciamo un recapitamento di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto, che abbiamo fatto? Ho lavorato io oggi. Allora, ragazzi, vi spiego quello che ho fatto oggi. Stiamo preparando una carne a spezzatino, che non è altro che un taglio capocollo. L'abbiamo messo col sedano, carote e cipolla, abbiamo fatto la reazione di Maillard, abbiamo aggiunto i piselli, abbiamo aggiunto il concentrato di pomodoro, abbiamo aggiunto la salsa, abbiamo chiuso e deve chiaramente cucinare per almeno un'oretta e mezza, 2 ore, diciamo, abbondante con coperchio. E adesso passeremo poi alla seconda ricetta di oggi. Dopo Dopo? i consigli per i consigli. E dobbiamo mandare i consigli per i consigli? Manda tu, dai, manda i No, consigli l'hai per i fatto tu, consigli. mandali tu. No, ora. mandali tu, almeno- Non l'hai fatto tu, li mandi tu. Consigli per i consigli, a tra poco, 2 ricette. Non so se mi troverete. Bacio. Siamo di nuovo qui, dai, di cosa devi fare adesso? Dobbiamo fare i carciofi E come? con le patate. E come? Praticamente li facciamo al forno. Dov'è Flavio? Cerca Flavio. Dove è andato? È in bagno, no? Dov'è? Allora, Dov'è stiamo andato? facendo, io dico stiamo facendo lo spezzatino e facciamo
lo spezzatino che però guarda che cosa è diventato. Mamma guarda. mia, ragazzi. Ora tu Mamma mia, immagina quella che questo carne spezzatino sfilacciata. No, non dai. finisce qua. Non finisce Perché qui. non finisce qua? Che ne so. Perché abbiamo detto che li facciamo in forno. Ah, li fa in forno. Per cui sì, facciamo una bella cosa. E a che serve questa cottura Così, in forno? una cosa in più. Vediamo se può Scusa, nascere che vuol qualcosa. dire uno dice le cose fa così? Ah, È guarda. così per vedere se normale, dà una adesso spinta è in più, normale. una cottura in forno. Che c'è? Bene. Va bene. Perfetto. Intanto prepariamo questo spezzatino di patate I e carciofi. Andiamo al taglio dei carciofi. Uno. Mi dai uno spelucchino? Ma certo. Perché dobbiamo fare i barbieri. Dobbiamo togliere questa parte barbosa. Lo zio mi ha detto, lo zio Gianni, Che ti ha detto? venuto in sogno e mi ha detto, dice, ma sai che da sera da quando si è levata la barba sta meglio? Dice, perché Ma dove me l'hai vista mai la barba, scusa? lo zio Gianni vede cos'è, vede oltre lo zio Gianni, sai. Zio Gianni, essendo nel posto in cui si trova, vede oltre, capito? E lì è a oltranza lui, per questo vede oltre. Ah. Posso non commentare questa battuta? Così è venuta così, va bene. E qui stiamo. Guarda, la tolgo questa? La tolgo? È già tolta, più o meno è tolta, per quella che ci serviva è C'è tolta. un piccolo residuo? Invece è bello per resino. Avete una striscetta quella di cevetta? Ah, questa è bella invece, giusto? Guardate come facciamo a spicchi il carciofo, guarda, guarda. Si leva, ragazzi. Guardate, guarda, ve lo voglio fare vedere. Uno. Ah, guarda come fai le patate. e Le hai fatto facciamo una volta tre le patate, spicchi, vero? Sì. Facciamo 3 spicchi. Qua. Uno, e due e tre. Spicchi. Uno, due, tre spicchi. Uno, due, tre spicchi. Spicchi. 1, 2, Tre spicchi, basta, insomma. Ecco qua. Ok. Poi prendiamo le patate. Facciamo la stessa cosa con le patate, giusto? Ti ricordi cosa ti ho detto con le patate? Le patate mi hai detto che sono... Fai una base così, Ah, poi diviso 2 e poi 4. in 4 le patate. 4. E abbiamo preparato le E patate. abbiamo preparato le patate. Prima cosa che mandiamo in cottura su questo bel soffritto sono proprio le patate. Bene, E andiamo via così, guarda. soffriggiamo. Così, così e mandiamo in cottura. Sì. Perfetto. E sta andando. Dopodiché, Dopodiché, una volta che abbiamo messo questi qui, sì, questo guarda, diamo una bella mescolata, mettiamo del sale, certo, a te. così la patata butta l'umido. Tutti i liquidi. Così. Ecco qua. E at this point that andiamo ad aggiungere I carciofi. Così, Così a spicchiettini. così. E stiamo facendo uno spezzatino di patate. Di patate e carciofi. carciofi, ottimo. Va bene? Poi a questo punto correggiamo con un altro pochino di sale, A te. così. Un po' di pepe, Vado? sì. Ragazzi, Ok. ecco. Tu dovresti avere vicino a te del rosemary, Certo, eccolo qua. me lo deri. Una puntina di rosemary, così. E a questo punto allunghiamo con un poco di brodo. Un po' di brodo, quindi Brodo che spezzatino. sarebbe acqua, perché brodo Ma non la ne metti abbiamo? calda, giusto? O ci vuole il brodo? Se avessimo del brodo vegetale Sarebbe anche meglio, ottimo. Quindi Ma siccome stiamo spezzatino. cucinando dei vegetali, il brodo lo fanno loro stessi. Perché io Ok. ho messo dell'acqua fredda. vedi? Spezzatino di carciofi e patate, interessante. Questo qui. E andiamo a coprire, questo lo leviamo. Anche questo, che Bene. vuole il suo tempo di cottura di almeno mezz'oretta. Mezz'oretta. Perché sono così, lo facciamo. Nel frattempo, Nel dicevamo, frattempo, diamo una pulita qui, velocemente veloce, così. dicevamo che quello va in forno? guarda. Certo, aspetta, ora corrediamo il tutto. E andiamo a inventarci questa cosa del forno. Pazzesca. Ce la Spezzatino inventiamo lo proprio, mettiamo in guarda. forno. Non Ti piace sappiamo questa? perché. Ti piace questa? Bella, bellissima, rustica. Mettiamo poco di olio. Lo metto io, dai. Sì.
questo lo togliamo, Bene. così, e mettiamo questo qua, così, grossolanamente così. Guarda che bello. E lo passiamo in forno. Una Marisa? No, quindi ti pare così? No? Così non ci fosse piacere. Bene. Così. Guarda, sarebbe già pronto così. E no? No, Il metti tocco, cosa? vediamo. Qual è il tocco? La mozzarella. il mozzarellino? La mozzarella. La mozzarella, perché c'è Desiree. E tu invece dicevi? La mozzarellino. Perché? Perché c'è Totino. Brava. Guarda, ho sono pulito il cucchiaio. Una. Due. Tre. Bella. Cinque. Sei. Molto bella. 7. E 8. 8. Ferma. Fermi, ferma. fermi. Non ti muovere. Non vi muovete. Ti prendo del ragusano grattugiato. No. Così. E questo è un colpo Non di è classe, eh? Ok. Quindi. Questo qua così. E adesso va in forno. Un Che ti pizzichino di manca? olio, un po' di Un po' di olio. olio sopra? Così. Vai tu? Sì. Bene, E lo vado ragazzi. a mettere in forno. E lo mettiamo in forno e vediamo che succede. Dato che i tempi televisivi sono magici, Certo. giusto? Guarda com'è diventato questo. Come è diventato lo spezzatino? Mamma mia, quei Guarda, carciofi, ragazzi. guarda. Facciamo lo stesso procedimento. Facciamo lo stesso procedimento. Prendiamo questo. Il cucchiaio ce l'abbiamo qui. Così. Così. Qui. Mi dai un ragno, una schiumarola, un ragno piccolo, Un ragno piccolo, Ragnetto, questo va bene, ragnetto, questo, un ragnetto, ragnettino? sì. Perfetto. Bene. Facciamo così per non mandare Bella, dentro quanto è troppo profumata liquido. questa zuppa. Pazzesco, eh? Spezzatino, non è che... Sì, spezzatino, hai ragione. Spezzatino, proprio spezzato. Spezzatino. Così, sì. Questo brodo non lo buttiamo perché No, può essere un che condimento. buttate. Ci puoi fare una pasta. Ci puoi fare... Esatto. Adesso che abbiamo fatto Adesso questo che abbiamo fatto lavoro, questo, come lo finiamo? Sempre con ragusano? prima una spolverata di ragusano. Bene. Bene, così. E poi... ti faccio Poi vedere il tocco magico. no. Non me lo devi Com'è? dire. Te lo dico. Lo scamorzino? Prova. La provolina? Allora va provata questa, ragazzi. E provola, si prova. Non ne posso più. C'è una certa... E voilà. Vediamo se ci abbasta e cominciamo. Belle. Cominciamo. Fette generose mettete così. Cominciamo. In questo modo, step by step. Ti piace uscire step by step, eh? E tutto il giorno che ripetessi step by step, non posso più. Com'era free? Free kids. E mettiamo in forno. In forno. Esatto. Anch'esso in forno. Allora, Eccoci. adesso diamo la solita pulita Esatto. e alla via così facciamo vedere i piatti già Pronti con i piatti Stiamo pronti. Pronti con i piatti pronti. Eccoci qua. Pronti, Guarda, ragazzi, tutto pronti. lindo e puro. Il mio momento preferito. L'assaggio. Adesso, dopo un duro lavoro, vi dirò Dopo? come è venuto il mio piatto. No, aspetta, Prego. ripeti, no, non ho capito. Dopo un duro lavoro vi dirò adesso il Questo risultato. duro lavoro da parte di chi? Da parte mia, naturalmente. Frutto di esperienza, di ricerca, di valorizzazione Ma della tu materia pensi che io prima. Potrò crescere Di tutto da e di sous-chef, più. Stai crescendo, sei a buon punto. Hai bisogno di fare un percorso, naturalmente, però quello hai di delle Santa Rosalia va possibilità. bene. Non lo so. Tiriamo fuori quello che c'è in forno. Prendi. Tiriamo fuori. E allora, E iniziamo allora? con
Spezzatino di carciofi e patate, guarda che cosa ne Mamma abbiamo mia fatto. ragazzi, ma che meraviglia, ma che meraviglia. E quella Spezzatino provola di alla maiale, Rosana sugo e piselli. vedi perché in forno c'è Hai il colpo visto? di classe? Hai visto? Guarda qui. Guarda, la regia riprenda questo bollore. Ancora bollimenta. Quindi qui ci vuole praticamente. Cioè, ragazzi, non questo so, vi la dimostra fiamma cosa si fa ossidrica. in questa cucina. Si cucina. Sì, cucina naturalmente, certo. No, ci sono Allora, tanti io che ci programmi sto a che fare? non si cucina. E che fanno? Non cucinano. Ecco qua. Passiamo all'assaggio. Passiamo all'assaggio, E allora? ci vediamo fra mezz'ora per l'assaggio, ragazzi, perché mi sembra il tutto un po' troppo caldo. Che caldo. Facciamo una cosa, io inizierei dalle verdure. Inizia dalle verdure che mi 2 sembrano cucchiai. un po' 1, meno. 2. Aspetta, per prenderlo magari non lo prendo, faccio così. E voilà. Me lo sono avvicinato. E andiamo a impiattare cercando di prendere. Prendiamo tutto. E qui c'è. Ma vi rendete conto? Guarda che c'è qua. Allora, devi mettermi, sai cosa? Un po' di quel brodino lì. Certo. Lo metti per favore a finire? Così? Così. Con una certa classe, con una certa classe. Vabbè, ci possiamo lavorare qui, ragazzi. Allora, Aspetta, non lo assaggiare ora. perché no? Fammi impiattare tutte e due, così ti si fredda un poco per questo. Ah, va bene. Mi dai 2 cucchiai? Altri due? Sì. A te. Anche qui cerchiamo di prendere la carne. Ma guarda un po', ma renditi conto. Ma chi l'aveva mai pensato così? La mozzarella Guarda, sullo guarda, spezzatino. guarda. E voilà. Cioè, qui facciamo cose particolari, mica facciamo la pasta con la salsa. O l'uovo fritto. Hai messo la carne? E allora, io comincerei dalle verdure. Allora, cominciamo alle verdure. Vediamo, guarda, prendo questa patatinina per vedere un po' la La temperatura. carciofina pure. Buona, si può mangiare. La carciofina. Così, con la mozzarella. Mamma mia, no. ragazzi. Questa è scamorza. Con la scamozza. Anzi no, provola. Questa è provola. E la proviamo adesso. Bella, eh. E lasciamo orfana questa patata con questo non ci bel entra pezzo di tutto insieme? scamorza. Secondo me sì. Fantastico. Mamma mia, ragazzi. Cosa ne facciamo? E vabbè, possiamo passare. No, che stai facendo? Un altro carciofo mi serve, No. ragazzi. Con questo abbiamo toccato il fondo. Guarda che c'è qua, È guarda una che c'è vergogna. qua. Vi ricordate 1, 2, 3? Il taglio dei carciofi? Pazzesco, bravo, proprio spezzatino vegetariano In forno. in forno. Buono, bravo. Possiamo fermarci? No, non lo so. Da Molto bere- buono. Da bere prende qualcosa? C'è del signora? vino bianco? Sì, del vino bianco. Prego, signora. Torni. Ma che ti senti al ristorante, ti senti? Ferma. Togliamo questo. Passiamo a questo. Guarda, ma quella carne l'hai vista come La l'hai tagliata? carne è certo. Ma l'hai sentito come l'hai tagliata? Tipo la Simmental, Di una ragazzi. Guarda che morbiditudine c'è qua. incredibile. Dimmelo che ti squaglia in bocca questa carne. Ragazzi, Ma che vi devo dire? che dire? Io vorrei assaggiarlo, ma non si può. Non puoi. Ma chi lo sa? Però è buono, fidati, Grazie. capito? Un giorno assaggerò. Te lo dico io, salata al punto giusto. Alla prossima. Saporita Ci al vediamo. punto giusto, Alla morbida prossima. al punto giusto. Particolare al punto giusto. Ci vediamo al punto giusto. Buono, bravo. Grazie. E dillo, alla prossima. Tanto lei quando mangia non dice niente. Me li saluti tu, per Te favore. li saluto io. Vi saluto a Desiree per la prossima puntata. Arrivederci. Spezzatino di maiale con piselli in forno, 600 g di capocollo di maiale, 400 g di piselli, mezza costa di sedano, una cipolla, una carota, un bicchiere vino bianco, 100 g di provola, spezzatino di patate e carciofi in forno. 5 carciofi, 5 patate, 200 g di mozzarella, una cipolla, uno spicchio d'aglio,
prezzemolo, olio, evo e sale e pepe quanto basta.